Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Zuelgal che va subito a condurre nei confronti di Zarparlante, poi Zitrunas che precede Zigzagopi. Gruppo ancora ben sgranato dopo i primi 200 metri di gara, con Zuelgal che ha colto ottima partenza con i nastri e ora va via di Lena. 300 metri percorsi con cavalli incolonnati in fila indiana. Zuelgal guida, Zarparlante in seconda posizione, poi Zitrunas a precedere Zigzagopi. Mentre più indietro c'è Gledar che precede Zemellino. Zolabad invece è rimasta praticamente ai box. 46,1 per i primi 600 di gara, con Zuelgal che continua a guidare sempre a buona andatura, gli 800 intanto in 1,1 con 15 di parziale. Siamo all'attacco della piegata, cavalli sempre incolonnati, nessuno muove per il momento, il ritmo si mantiene nell'ordine dell'1,15,5, 1,16,6 il chilometro, con un 15,5 di frazione. Secondo passaggio davanti alle tribune, con Zuelgal che fa selezione per il momento, seconda posizione per Zarparlante, poi nelle identiche posizioni di partenza anche gli altri due dello start, seguiti sempre da Gledar e Zemellino. Gledar rimane per il momento coperto in quinta posizione, ma intanto Zuelgal arriva ai 600 conclusivi e spara ancora un 14,9, prende vantaggio Zuelgal da Zarparlante. A questo punto muove Gledar dalla quinta posizione, ancora una ventina di metri di gap dal battistrada. Zuelgal viene via in terza ruota, ora Gledar subisce l'anticipo da parte di Zitrunas, ma avanza ugualmente Gledar in terza corsia. Zuelgal in vantaggio al completamento della piegata, arriva però a grandi falcate Gledar, ancora 150 metri all'arrivo, con Gledar che si proietta su Zuelgal che tenta la difesa, deve però accontentarsi anche Sandro Miraglia, con Zuelgal non bellissimo nel finale, passa e vince facile Gledar, secondo posto comunque per un ottimo Zuelgal, al terzo finisce Zitrunas. 1,15,7 naturalmente preso dalla testa, che vale meno per il vincitore Gledar, ha corso soltanto gli ultimi 500 metri, ha vinto davvero in maniera molto facile. Andiamo a rivedere ora come Antonio Greppi passa agevolmente su Zuelgal, che conserva comunque ancora nettamente la seconda piazza nei confronti di Zitrunas, che corre bene a sua volta. Più indietro al quarto finisce Zigzagopi. Doppio quindi in chiusura per Antonio Greppi per conto di Robert Gramuller, quota di 1,28 al totalizzatore. È tutto per questo convegno di corse dall'Arcoveggio, l'appuntamento è per giovedì prossimo.